Uno show cooking particolarmente interessante perché parleremo di pizza, parliamo della pizza siciliana in particolare, un prodotto veramente eccellente che ci proporranno in questa occasione i maestri pizzaioli della CIFA. Il progetto Pizza Qualità Siciliana non è altro che una pizza fatta tutta in Sicilia, con gli ingredienti tutti siciliani e possibilmente tutti a filiera corta. Difatti la prima pizza, diciamo, che è stata riconosciuta come qualità siciliana è stata la pizza sicana. Oggi, essendo a Festuca Feste, la pizza sicana in pratica l'abbiamo fatto con una variante col pistacchio, quindi oltre agli ingredienti che compongono la pizza abbiamo aggiunto un po' della festuca un poco pestata tutta a mattarello, in modo tale che la festuca sprigiona un po' l'olio essenziale e poi viene in pratica gustata assieme alla pizza. Poi abbiamo la fovata del casaro, una focaccia condita con ricotta e cipolla e un po' di prezzemolo. Chiaramente non manca l'olio d'oliva. L'altra pizza è in pratica la scacciata agli aromi della colimbetra, sempre a una base di olio di oliva, pepe, formaggio stagionato, il canestrato che è stagionato da 4 anni a crudo e il pomodoro bruschetta. Chiaramente non manca l'origano, non mancano gli aromi, il basilico e il prezzemolo. Assieme a noi il servizio di sala lo sta curando l'Istituto Alberghiero Luigi Pirandello di Bevona. E poi abbiamo pure i ragazzi allievi del corso dell'EAP di Gela che ci stanno dando una mano e poi tutti i nostri chef pizzaioli che in pratica dirigono tutta un po' l'evento. È molto importante valorizzare i prodotti nostri siciliani per 2 aspetti: per evitare il spopolamento delle campagne, perché utilizzando i nostri prodotti diamo una mano agli agricoltori. Gli agricoltori non abbandonano i terreni, quindi dalla coltivazione dei grani nostri siciliani a poi tutti i condimenti, a partire dal pomodoro, dal formaggio. Nelle nostre pizze utilizziamo la tuma. E molto si utilizza il formaggio stagionato, o il caciocavallo oppure il canestrato, il pecorino. È importante quindi evitare di abbandonare la campagna. Un'altra cosa anche per dare una mano all'ambiente, essendo un prodotto a filiera corta non ha bisogno di viaggiare su strada, non ha bisogno di essere movimentato, è sicuramente un prodotto molto più sano rispetto ai prodotti che vengono da fuori dalla nostra Italia e anche dalla nostra Sicilia.